perché i Valser sono sempre stati, perlomeno quando sono da noi, sono cattolici, e molto cattolici, comunque è inscindibile veramente la vita religiosa dalla vita civile, era un tutt'uno. È pieno, se voi andate nelle case Valser, andate sia in Valle d'Aosta che in Piemonte, vedete tantissimi segni, tante croci, tanti simboli religiosi. Ad esempio una volta, questo anche nella Valsesia romanza, quando si coltivava un campo, quando si finiva di zapparlo, si tracciava una croce. Questo lo facevamo anche noi. Ad esempio dicevano che i Valser, quando avevano finito di mungere, tracciavano una croce anche, ecco, sul secchio. Tante cose, comunque se vi capita la croce sul pane, ad esempio da noi in Valsesia lo facciamo anche sulla polenta, quando si versa la polenta sull'asse si traccia anche una croce. C'erano invece gli abitanti di Formazza che, siccome erano attaccati al vallese, questi qua erano molto controllati dal vescovo, perché sappiamo che appena al di là in Svizzera c'era la riforma, 500 la riforma, e quando un formazzino andava a lavorare in Svizzera o in Germania, peggio ancora l'economia, lì, quando tornava indietro, prima di entrare in Italia, doveva tornare con un certificato di buona condotta, nel senso che si era comportato da buon cattolico. Questi qua parlavano questa lingua già un po' in odore, un po' di odore di zolfo, in qualche modo, c'era il demonio subito, non la capivano, anche se devo dire che i vescovi della diocesi di Novara, che sono vende sia la Valsesia che tutta l'Ossola, hanno sempre in qualche modo difeso i Valser, hanno sempre fatto in modo che il catechismo fosse insegnato in tedesco, dal vescovo Pascapè, quindi fino al 500 fino all'800, hanno sempre fatto in modo che la gente fosse catechizzata in tedesco. Poi succede che però, già nel 700, però ad esempio a Ornavasso, le cose cambiano. Nel 1772 mi sembra viene rimosso l'ultimo parroco di lingua tedesca da Ornavasso, in Colonia Valser, e che era di Rimella, viene rimandato, viene mandato via e viene proibito di predicare in tedesco. Tutto questo, le cose degenerano nel 1880, quindi pochi anni dopo l'unità d'Italia. Questo è uno dei primi frutti che abbiamo colto da questa cosa. Viene proibita la predicazione in tedesco e l'insegnamento del tedesco. Viene vietato alle famiglie di insegnare ai figli un'altra lingua che non fosse l'italiano o il dialetto locale, non importa. Ecco, quindi il tedesco viene proprio proibito ad Alagna. Pare che verso il 1822 anche lì siano arrivate da Novara delle direttive ben chiare, che si doveva smettere di parlare questa lingua strana, questa lingua incomprensibile, che creava solo problemi in un certo senso. Però chi scopre, ad esempio, velocemente, chi scopre in Valsesia i Valser? Li scoprono non i linguisti che arriveranno poi a metà 800, li scoprono i funzionari di Napoleone. Sono loro che si rendono conto di avere tra le mani queste popolazioni che parlano sta lingua strana. Cioè i francesi mai più pensavano di trovare in Valsesia dei tedeschi con cui non andavano molto d'accordo. Noi in Valsesia diciamo che non avevano neanche tanto al fiato, diciamo non andavano per niente d'accordo. E quindi c'era uno, il capo, adesso non ricordo bene che carico avesse, che era un po' impallinato con i dialetti, e chiede che venga tradotta la parabola del figlio prodigo in tutti i dialetti del Dipartimento della Gogna, di cui faceva parte anche Rinella. Il parroco di Rimella, secondo me, si mette un po' in allarme, perché comunque troppo interesse per questa lingua di Rimella a lui non piaceva tanto. Dice: ma sì, qui a Rimella noi parliamo, il volgo, la gente parla un dialetto tedesco, ma è bruttissimo, non si capisce niente. Cioè, quasi, secondo me, scoraggia, come dire, ma sono inoffensivi, non sono tedeschi cattivi come quelli nemici di Napoleone, no? Non so, mi viene quasi da pensare questo, cioè che un rimellese dica una cosa così, dica che il dialetto più brutto, più corrotto, quando non è vero. Diciamo, poi anche il parroco col passare del tempo si tranquillizza, vede che non c'è pericolo, vede che la richiesta di questa traduzione del figlio prodigo non portava, non aveva nessune conseguenze, cambia idea, dice: no, in realtà il dialetto che si parla a Rimella è più bello. È il più bello di tutti i dialetti Valser. Nel giro di pochi anni cambia idea questo Don Tosseri, no? Abbiamo i tosseri qui. Sì. Immagino che non discendano in linea diretta da Don Tosseri. Immagino che fosse
Spero che sia, immagino che sia un ramo cadetto, non proprio. Però sai, Non viene fatto. però sì, comunque sai, le vere signore sono infinite, senz'altro. E invece risulta da questo censimento fatto dai napoleonici che la colonia di Alagna e quella di Pietrangeli di Rima erano abbastanza insignificanti invece in quanto il numero di parlanti. Ma per quale motivo? Risulta che a Rimella c'erano 1200 persone che parlavano in tedesco, ad Alagna, o comunque a Pietragemelle, solo 200. Com'è possibile? Per il fatto che la maggior parte del territorio di Alagna apparteneva alla Francia, essendo sulla sponda destra del Sesia. Perché Napoleone aveva avuto questa idea sciagurata, secondo me, veramente scellerata, di dividere la Valsesia, di usare il Sesia come confine. Quindi chi era di là era in Italia, chi era di qua era sulla sponda destra era francese. Quindi ad Alagna risultavano soltanto quelle poche frazioni che sono dalla parte sinistra del Sesia, oppure le frazioni ancora sotto di Riva Valdobia che sono dalla parte di là. Pochissimo, un numero minimo di persone. Comunque sono stati proprio i napoleonici a scoprire questo tedesco, perché come chi di voi ha il volantino, quello che abbiamo distribuito per l'individuo della serata, c'è una frase di uno storico valsesiano, il canonico Sottile, si chiedeva ai primi dell'Ottocento: ma questi qua da dove saltano fuori? Come mai gli abitanti dei tre paesi più alti della Valsesia, quindi ecco, ma perché mai gli abitanti delle estremità delle tre valli in cui si suddivide la Valsesia, quindi abbiamo Rimella, Rima e Alagna, vestono le loro donne in una maniera tutta particolare e parlano un linguaggio che non è né francese, né italiano, né tedesco, col quale però si avvicina? Perché mai l'hanno sempre serbato incorrotto dopo tanti secoli, benché vivano in mezzo agli italiani? Perché sono così gelosi di trasmettere ai loro figlioli, sebbene inutili e fuori dalle loro comunità? Non sono in caso di sciogliere questo problema. E poi hanno veramente in 200 anni, da quando inizia questa Walser Frage, questa questione Walser, ne abbiamo sentito di tutti i colori sull'origine di Walser, di tutti i colori non abbiamo ancora finito di sentirne, secondo me, però le ultime che ho sentito è appunto che, adesso non per dire, ma è stato ipotizzato che fossero discendenti dei vichinghi, addirittura, io ho vichinghi. Allora io, in quanto io parlo lingua neolatina, che è il piemontese, così, io sono penso nei pronipote di Giulio Cesare anche. Magari sì, per Cosmi anche, Cavei anche, no? È probabile, senz'altro. Certo, allora loro i germani sono tutti vichinghi, i romanzi sono tutti i romani, latini. Non lo so, quindi niente, ultime cose, come vedete ci sono molte pubblicazioni, ho parlato solo alcune perché avevo già le tome e il vino, cose da portare giù. Sono buone, ci sono molti studi, ad esempio a Rimella esce periodicamente questa rivista molto bella, Remaglu, dove ci sono molti studi, in parte anche sulla lingua, ma anche sulla storia, sulla cultura, sull'arte, è molto vasta come diciamo, non mi viene la parola in questo momento, Umfangreich, in tedesco, in inglese e in italiano. È una rivista Umfangreich. Ecco, sì, giusto. Così. Poi abbiamo l'esempio dei libri di Enrico Rizzi, è stato uno dei più grandi studiosi dei valser. C'è questo che è dedicato ai valser in generale, e poi c'è questo qua che è dedicato ai valser dell'Ovest, che sono i nostri valser valsesiani, ad esempio piemontesi, poi ci sono i valser dell'Est, che sono quelli dell'Austria. Poi abbiamo questo libro dedicato ad Alagna, molto bello anche per le foto che contiene, è sempre molto bello. Però abbiamo studi di ogni genere, per esempio è uscito questo libro qua, che è molto bene, fatto molto bene. Vabbè, è molto bello veramente per insegnare il picciu ai bambini, il picciu di Rimella. È bello, i miei figli danno un po', chissà perché guardo di là, non so perché. Non so se c'è qualcuno che ne sa di più su questo libro, non lo so, però non so. Quindi Trema gli Articciu, il Ticciu, il tedesco di Rimella per i bambini.